Eder. Mac. Pallister. Io sono entrato in quel negozio della Wind normalissimamente, senza sbattere nessuna porta. Mi è venuta incontro una signorina, penso, perché non aveva 30 anni e non era la persona che ha parlato in TV. Lei era rispetto al bancone del negozio sull'estrema per me sinistra, dietro a una specie di vetrata se vogliamo. Il balcone sarà stato lungo 6 a 8 metri. È uscita dal balcone, che era praticamente il posto dove i clienti venivano accolti, probabilmente. È uscita questa per me ragazza, perché poteva essere mia nipote o poco meno, e io le ho spiegato semplicemente non sbattendo nessuna porta. Questa è una bufala tremenda raccontata dalla signora della Wind, e qualcuno deve avergliela messa in bocca e ne risponderà. Bisogna chiederlo a lei, bisogna chiederlo a lei. Qualcuno l'ha istruita, perché è escluso nella maniera più assoluta che io sia entrato in quel posto in maniera sgarbata. Non è da me, da nessuna parte. Io sono entrato più che correttamente. Io non ero agitato per niente. Io ero solamente in apprensione perché lei doveva venire 3 ore prima a casa mia. Tanto agitato da sembrare, così come lei dice, è escluso nella maniera più assoluta. Poi io non avevo da fare nessuna operazione, non dovevo fare nessuna nuova SIM. Mi sono trattenuto in quel posto e come prova la mia macchina ferma di fronte al negozio per meno di 3 minuti. Per cui tutto questo ambaradan di cui parla la signora avrebbe richiesto molti più minuti di meno di 3 a fare attraversare la strada, entrare in negozio, ricevere la comunicazione da parte non sua di lei che non si è mossa dal suo posto dietro al banco. Io la signora bionda l'ho intravista sulla sinistra. Aveva i capelli castano chiari sciolti sulle spalle, questo ricordo. Mentre aveva i capelli cortissimi, la ragazza, chiamiamola così, perché poteva avere meno di 30 anni, che mi si è fatta incontro, alla quale io ho chiesto garbatissimamente se una signora con le caratteristiche di Liliana si fosse presentata lì. Alla risposta negativa ho salutato educatamente e me ne sono andato. Il tutto è durato molto meno di 2 minuti perché la macchina era ferma, meno di 3. Poi mi ha fatto anche un colpo basso, Ilaria Mura, e ci incontreremo probabilmente, non è escluso, in tribunale, perché quella è una calunnia bella e buona, perché a me una cosa simile in bocca non me la mette nessuno, non una semplice commessa, con tutto rispetto per le commesse che ho fatto anch'io quel lavoro. Sembra che Claudio abbia querelato la negoziante Wind per diffamazione aggravata relativa alle affermazioni sullo stato confusionale con cui chiedeva dov'era sua moglie Liliana. A mio avviso, oltre a rischiare l'archiviazione della querela, potrebbe poi correre il rischio più grosso che venga aperto un fascicolo a suo carico per calunnia perché, in assenza di testimoni terzi, ci sarebbe la SIT del 29 dicembre 2021 che darebbe credibilità al racconto della negoziante su questo punto. Visto che Claudio in quella sede dichiarò di aver appena ricevuto un messaggio su WhatsApp da Silvia Reidin, cugina di sua moglie. La querela di Claudio quindi potrebbe facilmente apparire una querela strumentale da lite temeraria agli occhi degli inquirenti. A mio avviso gli converrebbe fare rapidamente la procedura di remissione della querela,
sempre che poi venga accettata dalla negoziante Wind. Claudio Sterpin se l'è presa molto per questa cosa, però secondo me alla base c'è anche un po' di malinteso. Probabilmente la commessa, dopo aver negato inizialmente la presenza di Claudio, e questo è grave, ha deciso di ammettere che Claudio fosse passato perché comunque era giusto dire la verità. Potrebbe avere un po' mutato la dinamica effettiva dei fatti perché, come sappiamo, poteva esserci lì a lavorare una persona che forse non era in regola, ma questa ovviamente è un'ipotesi che non possiamo confermare. Claudio Sterpin però se l'è presa molto sul discorso della porta sbattuta, come a dire è entrato un maleducato, un presuntuoso, ma probabilmente la commessa non intendeva dire questo in questa circostanza. A volte capita che delle porte di negozi siano ammortizzate e quindi con una semplice spinta si ottiene un risultato fuori controllo rispetto a quella che è l'intenzione originaria, e questo credo che capiti un po' a tutti nella vita prima o poi, per cui probabilmente lei intendeva solo dire che Claudio è entrato con un po' di apprensione e questo involontariamente ha fatto sì che la porta partisse un po' più veloce di quanto fosse lecito aspettarsi, andando a urtare il muro, quindi non un'azione devastante. Riguardo invece il ricordo di Claudio che va a fare una sim con Liliana, potrebbe trattarsi sia di un falso ricordo che di un tentativo o di notorietà, perché davanti a un'affermazione del genere, oltre a essere chiamata dagli inquirenti, la commessa della Wind sarebbe chiamata anche in tutte le televisioni, o potrebbe essere stato anche un tentativo suo di aiutare Claudio Sterpin diventando una potenziale testimone della storia d'amore, o comunque, come dice Claudio Sterpin, ci potrebbe essere anche qualcos'altro dietro. Fatto sta che non sembrano accuse gravissime, come dice l'uomo mascherato che ha parlato poco fa. Effettivamente sembra che la situazione stia un po' sfuggendo di mano. Con tutto quello che si è detto sul discorso principale, che è la morte di Liliana, questo discorso della Wind sembra un po' secondario e probabilmente sta venendo vissuto in modo troppo pesante. Messina, studentessa accoltellata a morte. Fermato un 27enne che la perseguitava da 2 anni. Si chiama Stefano Argentino, ha 27 anni ed è originario di Noto. Il giovane è arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni originaria di Misilmeri. Il delitto è avvenuto a Messina, nei pressi del Policlinico, dove la ragazza è stata raggiunta e colpita a morte con 3 fendenti. Le indagini hanno subito portato all'identificazione del presunto responsabile, Stefano Argentino, anche lui studente della stessa facoltà della vittima, che da 2 anni la importunava con insistenti avances. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe tentato più volte di instaurare un rapporto con Sara, chiedendole di uscire e cercando di avvicinarsi a lei nonostante i suoi continui rifiuti. La giovane non aveva mai ricambiato il suo interesse, ma questo non aveva fermato il 27enne, che negli ultimi mesi sembrava essersi fatto ancora più insistente. Dopo il delitto, il giovane si è allontanato rapidamente dalla scena del crimine, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche dei carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinate dalla procura, si sono concentrate immediatamente su di lui, considerato fin da subito il principale sospettato. Grazie anche al supporto dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, Argentino è stato rintracciato nell'abitazione di un familiare a Noto, suo paese d'origine. Una volta bloccato, il 27enne è stato trasferito alla compagnia carabinieri di Messina Sud, dove gli investigatori lo hanno interrogato e sottoposto ai primi accertamenti. Al termine delle procedure, la procura ha emesso nei suoi confronti un decreto di fermo per omicidio, ritenendo gravi gli indizi di colpevolezza a suo carico. La ricostruzione degli inquirenti ha permesso di chiarire la dinamica dell'aggressione. Nel pomeriggio di ieri, dopo la fine delle lezioni universitarie, Argentino avrebbe cercato Sara chiedendo informazioni alle sue amiche per sapere dove si trovasse. Quando l'ha individuata, ha deciso di seguirla mentre si dirigeva verso casa. Giunti nei pressi di un distributore di benzina vicino al Policlinico, il 27enne avrebbe fermato la ragazza e i due avrebbero avuto una discussione. Poi, improvvisamente, l'avrebbe colpita con 3 fendenti mortali, prima di fuggire lasciandola a terra in una pozza di sangue. A rendere ancora più inquietante la vicenda è un messaggio inviato da Sara pochi istanti prima di essere uccisa. Dove siete? C'è il malato che mi segue, avrebbe scritto in una chat con le amiche, chiedendo loro di raggiungerla. Le ragazze hanno confermato agli investigatori che la vittima si sentiva a disagio per la presenza insistente di Argentino,
tanto da chiedere aiuto, ma il suo tentativo di allertare qualcuno è stato vano. In pochi minuti la giovane è stata assassinata. Sulla vicenda è intervenuto il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, che ha fornito ulteriori dettagli sull'inchiesta. Ha confermato che la procura ha chiesto la convalida del fermo per il reato di omicidio pluriaggravato e ha sottolineato l'importanza delle testimonianze dei colleghi della vittima. Sara aveva parlato più volte con i suoi compagni di corso del comportamento insistente di Argentino, ha dichiarato il procuratore, spiegando che la ragazza non aveva mai presentato denuncia contro di lui, sebbene il 27enne non fosse mai arrivato a minacciarla o molestarla apertamente. Il suo atteggiamento era stato notato da più persone. Sembra emergere una sottovalutazione del pericolo da parte della vittima, ha aggiunto D'Amato. Quello che per la procura è un delitto passionale a radici lontane. Da 2 anni, Argentino era ossessionato da Sara, cercando in ogni modo di avvicinarla e convincerla a iniziare una relazione. La ragazza, però, non aveva mai ricambiato il suo interesse e aveva sempre rifiutato le sue avances, sperando che lui si sarebbe arreso. La tragedia si è consumata proprio perché il giovane non accettava il rifiuto, fino a quando, nel pomeriggio di ieri, l'ha seguita, l'ha fermata e, dopo l'ennesima discussione, ha deciso di colpirla a morte. L'omicidio di Sara Campanella è l'ennesimo caso di violenza scaturita da un rifiuto, un fenomeno purtroppo sempre più frequente, che vede troppe giovani donne vittime di uomini che non accettano di non essere corrisposti. Adesso spetta alla magistratura ricostruire nei dettagli quanto accaduto e fare luce su eventuali segnali d'allarme ignorati. Nel frattempo, Stefano Argentino resta in stato di fermo, in attesa della convalida dell'arresto. Resta ancora un mistero quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Capaccio Pestum, Salerno, dove un ragazzo di 15 anni è stato ritrovato a terra, riverso in una pozza di sangue. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Salerno, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Agropoli, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto e di capire se il giovane sia stato vittima di un'aggressione o se invece si sia trattato di un altro tipo di evento. Dai primi elementi raccolti, gli investigatori escludono categoricamente che possa trattarsi di un pestaggio o di una spedizione punitiva. Non emergono, al momento, collegamenti con episodi di bullismo o conflitti tra coetanei. Tuttavia, tra le piste ancora al vaglio, c'è anche quella di un possibile tentativo di gesto estremo, sebbene nessuna ipotesi venga ancora scartata, per cercare di fare luce sull'accaduto. I carabinieri hanno già iniziato ad ascoltare diverse persone, tra cui amici, familiari e conoscenti del ragazzo. Fondamentale per le indagini potrebbe rivelarsi l'analisi del suo telefono cellulare. Gli investigatori stanno infatti passando al setaccio le chat e i messaggi alla ricerca di eventuali segnali che possano aiutare a chiarire cosa sia successo nelle ore precedenti al ritrovamento. Mentre le indagini proseguono, i medici dell'ospedale di Salerno monitorano costantemente il 15enne, le cui condizioni restano molto gravi. La prognosi è riservata e si attendono ulteriori aggiornamenti dai sanitari nelle prossime ore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.